Bene, in questo video voglio parlarti, di come puoi fare uso di una vera e propria farmacia interna nel tuo corpo. Questa farmacia interna si trova nel tuo cervello e tra un attimo ti spiegherò come usarla e come farne beneficio, per far abbassare automaticamente il dolore, attraverso quindi l'uso della tua mente. Questo non è nulla di magico. Oggi nel 2023, nel momento in cui sto facendo questo video, abbiamo veramente tanti studi scientifici che ci dicono come è possibile che il cervello vada a modificare il dolore e in questo caso ovviamente perché nel dolore, nel tuo caso che soffri di dolore cronico, non c'è assolutamente nulla di strutturale che va a, creare il dolore nel tessuto, ma nel dolore cronico appunto nel più dell'80% delle volte il dolore è stato registrato a livello di sistema nervoso e guarda caso, registrato appunto nel cervello, okay? Molte persone vanno a prendere farmaci un giorno sì e un giorno sì. Molti di noi, o di in questo caso te, potresti aver visto che dopo un certo periodo di assunzione di farmaci, questi non fanno più effetto, oppure addirittura che creano un effetto collaterale. Ecco che in questo video voglio appunto spiegarti come puoi, ehm, far sì di usare i tuoi farmaci, le tue medicine che si trovano già all'interno del tuo corpo, appunto si chiamano oppioidi, fammi attivare, lo sharing del mio video, del mio schermo, così ti faccio vedere di cosa si tratta. Eccoti. Quindi lo sai che all'interno del tuo corpo a disposizione di una tua farmacia? Bene, si chiama Peri-Aqueductal Grey e si trova appunto nel midbrain, quindi nel tuo cervello. Qua a destra vedi una raffigurazione, del cervello, quindi se dovessimo tagliare in 2 il nostro cervello, a sezione quindi in verticale, vedresti queste parti del cervello: il talamo, l'amigdala, l'insula, okay, tu non ti devi ovviamente ricordare tutte queste cose, sono qui io per dirti come funziona, questa, inibizione quindi del dolore e parte appunto da questo periacqueductal grey che si trova appunto, qui nel midbrain, questo viola, okay? Non ti preoccupare di quello che c'è scritto qui per adesso, ma volevo farti vedere appunto che esiste. Questa è una vera e propria farmacia, quindi la farmacia di oppioidi naturali interni nel tuo corpo. Ci sono certi studi che addirittura dicono che sia, 10 volte più forte l'oppioide naturale che tu metti dentro il tuo che tu hai abilità di, fare uscire dal tuo cervello verso il tuo corpo, che quelli sintetici che prendiamo attraverso farmaci o iniezioni. Quindi appunto parliamo di un sistema analgesico discendente, che in inglese, se vuoi informarti, si chiama analgesic pathway o analgesic system, oppure in altro modo endogenous opioid system, okay? E qui vedi una raffigurazione del cervello, di un sistema di allarme dal corpo che va dal corpo verso il cervello e dal cervello verso il corpo. Devi sapere che il dolore è stato creato al 100% dal cervello, ma grazie a degli input del corpo che vanno verso il cervello, ovvero dei recettori, che in questo caso li chiamiamo nociceptor, nocettori, okay? Andiamo più nel particolare. Non ti fare confondere da tutti questi nomi in inglese difficili, okay, seguimi e vedrai che è tutto molto semplice da capire. Il dolore è creato appunto da questi nocicettori, okay? Nocicettori sono semplicemente recettori della tua pelle o comunque sono ovunque nel nostro corpo, nelle ossa, nei tendini, ovunque. Questi nocettori mandano un segnale verso,
il sistema nervoso, quindi i nostri nervi, verso la spina dorsale, è il midollo spinale, ok? Dentro la spina dorsale c'è il midollo spinale. Questo midollo spinale, che è una sostanza, diciamo, gelatinosa, all'interno questi nervi passano e vanno verso il cervello, ok? Quindi verso il cervello arrivano, il cervello analizza l'informazione, perché non è ancora dolore, attenzione, analizza l'informazione e cosa fa? Rilascia nuovamente dolore attraverso un altro segnale che va da un altro nervo, che quindi va dal cervello verso quella parte che fa male, ok? Quella parte in punto dove c'è stata un injury, in questo caso in inglese si sarebbe infortunio. Ma cosa succede quando l'infortunio non ha più, dopo i 3 mesi? Dopo i 3 mesi l'infortunio solitamente è guarito, anche l'osso più lungo del nostro corpo guarisce entro i 3 mesi, ma per qualche motivo potrebbe rimanere il dolore. Il dolore quindi dove è localizzato? Non è più localizzato unicamente nella parte che fa male, ma è localizzato nel nostro cervello, ok? Infatti ci sono più di 88 parti del nostro cervello che creano il dolore. Ok, però per adesso, in questa raffigurazione abbiamo detto come il dolore viene creato, quindi attraverso questo nervo rosso, che quindi va dalla parte periferica del tuo corpo, che può essere la tua schiena, per esempio, quindi o la tua mano, il tuo collo, dove senti dolore, da lì arriva dentro il midollo spinale e va verso il cervello. Noi dobbiamo lavorare attraverso questo sistema discendente, questo verde. E questo verde potrebbe andare in conflitto o comunque a interferire con il dolore. E noi vogliamo proprio questo. Noi vogliamo che interferiamo attraverso delle tecniche speciali che ti insegno che in questo programma, che va a inibire appunto questo altro afferente, questo altro input, questo rosso, ed è possibile, questo è possibile ed è testato. E ovviamente non ti devi preoccupare perché questa parte che è stata infiammata all'inizio non ha più, dopo i 3 mesi non è stata guarita, è guarita al 100%. Potrebbero esserci ancora delle infiammazioni, ma quelle infiammazioni solitamente entro i 3 mesi sono guarite, ok? Quindi andiamo qui, in quest'altra slide. Come ti avevo detto, ci sono 88 parti del nostro cervello che creano il dolore e queste 88 parti, se non di più, comunicano nel millisecondo uno con l'altro. Per esempio, l'amigdala, che è questa qui gialla, è quella che crea paura, quella che crea ansia. E se questa che crea ansia va a interagire con altre parti del nostro cervello, quindi per esempio il prefrontal cortex è quella che crea, che tra l'altro è inibita quando si ha dolore cronico. Inibito vuol dire che non è attivato bene. Infatti non riusciamo a fare, non riusciamo a essere focalizzati su una task particolare, ok? Perché abbiamo dolore, perché l'amigdala appunto è sempre lì attiva, 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 ok? Poi ci sono altre parti del dolore, tra cui il thalamus o l'ipotalamus, che sono legate più all'emozione, ok? Cosa succede quando andiamo ad attivare questo periaquedotta Gray? Questo periaquedotta Gray rilascia serotonina, è l'ormone del benessere. Questo rilascia serotonina, va a dentro, questa serotonina va verso il nostro midollo spinale e da lì poi rilascia oppioidi. Questi oppioidi vanno a interferire con quello afferente, i nervi del dolore, appunto, necettori, e da lì, appunto, il dolore attraverso questi oppioidi va giù, ok? Se noi ogni giorno attiviamo questo periacquedotta Gray, che rilascia serotonina, che rilascia oppioidi nel nostro corpo, stiamo regolarizzando il nostro sistema nervoso.
E tu ti dirai: come facciamo a facilitare il rilascio di oppioidi interno? Con la mind body therapy, quindi la mindfulness, l'ipnosi, pain education, l'educazione al dolore, quindi spiegarti come appunto il dolore può essere creato, la differenza tra dolore acuto e dolore cronico. L'abbiamo fatto nelle prime lezioni. Il tapping meditation, quindi questa amigdala che rilascia appunto sostanze verso altre parti del nostro cervello, che poi rilascia sostanze verso il nostro midollo spinale, ok? E da lì ovviamente c'è una cascata di oppioidi. Il movimento fisico è una delle terapie appunto che rilascia oppioidi naturali dentro il tuo corpo. Ovviamente ci sono poi la connessione con la natura e la connessione con le persone. Ecco che quando solitamente fai un'attività fisica, soprattutto in natura con altre persone, ecco che qui andiamo a mettere insieme tutte le terapie che sappiamo che rilasciano appunto oppioidi. Ok? Devi quindi sapere che queste terapie sono testate appunto perché vanno ad attivare questa modalità di inibizione del dolore. Ok? Molte persone si chiedono ancora come è possibile che la mente può andare a influire sul corpo? Bene, ora hai a disposizione queste informazioni che ti fanno capire che c'è una connessione vera e propria, ok? Non c'è divisione quindi tra mente e corpo, c'è sempre una connessione a uno a uno. Ok, per adesso è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!